Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo qua oggi in conferenza stampa per parlare del dramma dei morti e del lavoro in Veneto e anche per sostenere tutti insieme la proposta di legge della CGIL sugli appalti. Tutti noi conosciamo la storia di Mattia, che nell'aprile del 2021 è uscito di casa, era un giovane pieno di vita, aveva 23 anni, amava le automobili, amava bere una birra con gli amici e non è più tornato a casa. Questa cosa è davvero una tragedia che non deve o non dovrebbe più capitare. Sono molto felice di avere qua Monica e anche il marito Giuseppe. Monica è diventata un simbolo, io credo, di questa battaglia che riguarda tutti noi. È un simbolo che ha saputo trasformare una tragedia privata, io credo forse uno dei dolori più immensi e indicibili, in una battaglia collettiva. Ricordo quando ancora abbiamo parlato insieme a Rovigo, allora in favore del referendum della CGIL, purtroppo bocciato dalle destre, dove si parlava anche allora di appalti, che Monica finì il suo discorso molto coinvolgente così, no? Non bisogna continuare a piangere sul latte versato, bisogna lavorare perché queste tragedie non si ripetano. E io voglio dire che nel nostro paese, nella nostra regione in particolar modo, abbiamo sempre una percezione distorta di che cos'è l'insicurezza. Io credo che questo sia costruito ad hoc politicamente e con dei media che spesso vanno a braccetto con i poteri forti della regione del paese. Parliamo sempre dell'insicurezza parlando di omicidi, vero? E spesso si parla di omicidi di immigrati, no? L'idea dell'insicurezza nasce sempre da una minaccia straniera. E questo lo diceva una grande sociologa, Lucia Zedner, è il modo in cui la destra crea il suo patrimonio di consenso, cioè crea un senso di insicurezza che poi si trasforma in consenso. Ebbene, io voglio ricordare qualche dato. Nel 1991, quando qua non c'era neanche un immigrato, ci sono stati 1600 omicidi in Italia. Quindi ci ammazzavamo fra di noi addirittura. L'anno scorso sono stati 286. Cioè in Italia c'è stato il record negativo di omicidi, 286, 15% in meno dell'anno prima. Io credo che si possa dire che oggi abbiamo 20 volte gli omicidi in meno di 100 anni fa e abbiamo 14-15 volte gli omicidi che ci sono negli Stati Uniti. Eppure se uno apre la televisione locale, la televisione veneta, si parla solo di questo. Ecco, 286 omicidi in un anno e 1093 morti sul lavoro. Che cos'è che ci uccide? Che cos'è che ci rende insicuri? E vorrei ricordare che tragedia nella tragedia, l'anno scorso la peggior regione per morti sul lavoro è la Lombardia, 164, ma in realtà la peggior regione è il Veneto, 111 morti, perché noi abbiamo 111 morti, ma abbiamo metà della popolazione della Lombardia. Quindi questa è davvero una tragedia che ci interroga e politicamente ci consegna una responsabilità che è quella di chi deve necessariamente reagire. E reagire che cosa vuol dire? Io ricordo che quando nasce il sistema sanitario nazionale nel 78 nasce in un'atmosfera politico-culturale che fu sorretta ad esempio delle grandi riflessioni di Giulio Alfredo Maccacaro, che creò allora medicina democratica. C'era da poco stato il caso di Seveso, ne abbiamo ricordato, no? Il cinquantennio pochi giorni fa, e quindi nasceva un'idea chiara, vero? Secondo medicina democratica bisognava puntare sulla medicina di base e soprattutto sulla prevenzione. Qual era l'idea? È che la salute si costruisce sui luoghi di lavoro, cercando di costruire, e qua Giampaolo ha fatto un gran lavoro, no? Sulla Mitteni, dei luoghi di lavoro salubri, ma cercando anche e soprattutto di costruire dei luoghi di lavoro sicuri. Ecco perché noi abbiamo pensato di
ascoltare Monica, ma di ascoltare anche Sara Pasqualin, che è segretaria della Camera del Lavoro di Treviso, e Giampaolo Zanni, che si occupa appunto per la CGIL nella regione dei referendum. E abbiamo pensato di parlare con loro perché, se è vero che da una parte dobbiamo ricostruire un sistema della medicina del lavoro che è sempre più in crisi, ci sono sempre meno tecnici dello SPISA, pochissimi che devono controllare davvero, no, un territorio dove ci sono migliaia di aziende, cantieri edili, e non riescono a farlo. Ecco, dall'altra parte c'è la questione decisiva degli appalti. Ecco, noi sappiamo che Mattia ha perso la vita in un'azienda che era in appalto. Noi sappiamo, e prima ho citato i dati, che su 1093 vittime l'anno scorso circa il 70% è morto in un'impresa che era in appalto. Questo che cosa significa? Dobbiamo avere il coraggio di dire che questa catena di appalti e di subappalti non è altro che un escamotage del capitale, chiamiamolo così, per creare una deflazione salariale e anche una deflazione delle condizioni di sicurezza. Vero? Per questo io sono contento di avere qua i compagni e le compagne della CGIL, perché credo davvero che sia necessario fare un lavoro, no? Promuovere questa proposta di legge che dice che chi lavora in appalto e chi invece non lavora in appalto non può fare lo stesso lavoro e avere dei salari diversi, ma anche che il committente deve avere delle responsabilità rispetto ai salari e responsabilità rispetto alle condizioni di sicurezza. Cioè, perché noi non possiamo più creare profitto sulle spese dei salari della gente comune e di chi lavora e sulle spese della sicurezza di chi lavora. Ecco, quindi vi ringrazio di essere qui, e io anche lo consigliere Ostanè, però vedo qua che c'è anche la consigliera Luisetto del Partito Democratico, insomma mi impegno a portare avanti insieme a loro. Siamo all'inizio della legislatura, per tutti questi anni lo abbiamo già fatto proponendo, come dire, emendamenti anche nella scorsa legge di bilancio per portare avanti questo tema e perché la sicurezza del lavoro diventi un tema centrale, perché davvero nel 2026 non si può continuare così a morire di lavoro. Passo la parola alla consigliera Ostanelli. Grazie prima di tutto a Carlo Cunegato per aver organizzato questo momento, ringrazio anche la collega Luisetto per essere qui, ma prima di tutto vorrei appunto ringraziare chi ha fatto di questa battaglia una battaglia non personale ma una battaglia pubblica, quindi sono veramente contenta di poter ospitare assieme a Carlo voi qui. E io penso di dover fare una domanda a questa maggioranza: di cosa avete paura? Questa è la domanda vera che io vorrei fare, se qualcuno si degnasse ad essere presente non solo in questa conferenza stampa, ma a tutti i momenti in cui in questo Consiglio, anche nella scorsa legislatura, abbiamo parlato di morti sul lavoro. Perché il vero tema è che la paura che io penso abbiano sia quella, e lo ha detto anche Carlo, di andare contro, sbagliando, perché penso che non sia questo il tema, a chi detiene il potere all'interno di un'azienda. Cioè hanno paura di dire la verità, cioè di dire che in realtà se noi come Regione del Veneto tutelassimo di più il tema della sicurezza sul lavoro, tuteleremmo per prima i lavoratori, che sono le persone che poi ne pagano le conseguenze, ma allo stesso tempo tuteleremmo la qualità del lavoro. E questa è la grande questione che loro non riescono a capire, perché non l'hanno mai capita e non vogliono mettere davanti la qualità del lavoro e la sicurezza sul lavoro, investendo davvero nelle questioni che servono. Allora noi glielo chiediamo, e glielo chiediamo da tempo, di cosa hanno paura. Ad esempio nel non parlare di omicidio quando si tratta di una morte sul lavoro, se e perché non hanno accettato le richieste della CGIL, ad esempio sull'ultimo accordo di ottobre 2025, che erano richieste sacrosante che avrebbero permesso di arrivare oggi ad una legge, diciamo a un protocollo sugli appalti che forse avrebbe evitato anche alcune morti come quelle che sono accadute, e penso a quella di cui stiamo parlando qui oggi. Ad esempio si chiedeva che i costi della sicurezza fossero scorporati dal ribasso delle gare di appalto, oppure si chiedeva il divieto del subappalto a cascata.
Il tema vero è che se noi e finché noi non vieteremo a livello nazionale, come richiede la proposta di legge della CGIL, ma in generale anche all'interno di questa regione, con il protocollo d'intesa che può nel suo dispositivo mettere questa questione, finché noi non controlliamo e vietiamo il subappalto all'interno di quei campi del lavoro che sono quelli più a rischio, almeno quelli, ma in generale in tutti, noi non riusciremo a controllare quello che accade quando appaltiamo e subappaltiamo senza nessun controllo. E la storia di Mattia questo rappresenta. Anche il processo, ne parlavamo prima, che abbiamo seguito da vicino con i compagni appunto di Treviso e anche da lontano. La questione incredibile e che giustamente la mamma di Mattia e la famiglia di Mattia ha messo al centro è l'ingiustizia di quella sentenza, perché anche lì chi è che paga? Non ha pagato il vertice dell'azienda, non ha pagato chi in quel momento aveva la possibilità di scegliere, perché la legge che noi abbiamo oggi in questo Paese non permette di avere davvero l'arrivo giusto a chi ha quelle responsabilità, e finché noi questo non lo faremo, finché il nostro Paese non avrà il coraggio di farlo e fino a che la Regione del Veneto continuerà a non dire la verità ed avere paura di dire che la sicurezza del lavoro è in capo a chi ha l'azienda e a chi subappalta senza controllo, noi questa battaglia non la vinceremo. Allora, la morte di Mattia, come purtroppo tutte le altre che sono state citate da Carlo, sono morti che oggi dovrebbero, e io spero che i giornalisti oggi, pur non essendo qui, riprendano la notizia che noi in qualche modo oggi qui stiamo cercando di dare, perché quello che è accaduto e quello che sta continuando a accadere, lo ha citato bene Carlo nel discorso che era stato fatto dalla mamma di Mattia, non può non insegnarci che noi dobbiamo lottare per avere quel risultato, perché altre morti non devono accadere e soprattutto altre morti non devono accadere senza che si possa capire chi ne è responsabile, perché anche quando poi accade non capire chi è responsabile è un dolore per la collettività e in particolare per le persone che lo hanno subito direttamente, la propria famiglia. Allora, questa è la questione di dignità che io credo oggi dovremmo portare in quest'Aula. Abbiamo fatto anche nella scorsa legislatura tante battaglie, io avevo l'opportunità di essere qui, abbiamo impegnato questa giunta a mettere ad esempio più fondi per i tecnici Spisal, ma sappiamo bene, come abbiamo denunciato più volte con la CGIL, che i pensionamenti sono talmente tanti che anche se facciamo qualche nuova assunzione il personale non basta. Ma allo stesso tempo non funzionano nemmeno la qualità di quei controlli. Abbiamo chiesto che ci fossero delle equip multidisciplinari che facciano quei controlli in maniera accurata, perché dobbiamo anche capire come i controlli vengono fatti e quanto i controlli vengono fatti in termini numerici, e questo lo si fa solo con del personale in numero adeguato e anche formato adeguatamente. E questa è la prevenzione. Ma io penso che oggi, oltre alla prevenzione, dovremmo andare nuovamente, e ringrazio appunto chi interverrà dopo di me del sindacato, perché davvero le richieste che erano state fatte su quel protocollo sono quelle che noi dobbiamo continuare a fare battaglia per avere, perché se noi non arriveremo a porre questa regione in questa regione un quadro normativo adeguato, la situazione faticherà a cambiare, perché la narrazione che abbiamo sentito, e qui chiudo, da parte della maggioranza che ci governa da 20 anni è questo: deresponsabilizzare sulla sicurezza più che responsabilizzare, dire appunto che quello che accade sono fatalità e non sono invece questioni che accadono perché c'è una situazione di pericolo dentro il posto del lavoro. Quindi noi abbiamo di fronte una maggioranza che nega, e quando nega è ovvio che i risultati non possono venire. È il motivo per cui davvero la domanda che facciamo a questa maggioranza è: di cosa avete paura? Io questo gli chiedo continuamente in aula: di cosa avete paura a dire o a prendere in carico una questione di dignità come quella della sicurezza sul lavoro? Perché le persone che muoiono sul lavoro non hanno un colore politico, non sono di sinistra, e quindi sarebbe il caso di prenderlo in carico per una questione di dignità, perché siamo la regione che in Italia sta peggio. Allora, a partire tra le peggiori. Nel momento in cui noi partiamo da qui, penso che in qualche modo dovremmo assolutamente fare il minimo sindacale per arrivare a un risultato, e noi in questi 6 anni qui dentro non abbiamo visto passi avanti, e quello che chiediamo oggi è invece che i passi avanti vengano fatti anche a partire da una storia personale che oggi ospitiamo all'interno della sala del Consiglio della Stampa. Grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Monica Michelin, la mamma di Mattia Battistetti. Ringrazio veramente di cuore il consigliere regionale Carlo Cunegato per il sostegno, per il supporto e per la sensibilità che mi ha dimostrato in questi anni. E veramente lo ringrazio di cuore perché poche persone ci hanno dato una mano. Mattia aveva 23 anni, come è già stato detto. Era un ragazzo solare, un ragazzo aperto, un ragazzo che amava la vita. Faceva il volontario della Croce Bianca di Montebelluna e è stato onorato anche della medaglia d'oro poco dopo la sua morte. Mattia aveva fatto il liceo scientifico e non aveva più voluto continuare gli studi. Aveva preferito intraprendere un lavoro, amava stare all'aria aperta. Aveva vinto anche un concorso in ferrovia, ma quando gli è stato detto quali erano le sue mansioni all'interno di un ufficio, ci ha rinunciato. Montava ponteggi, lavorava 13-14 ore al giorno, felice però di quello che faceva. Il 29 aprile 2021, il dramma. Mattia è uscito di casa presto al mattino, come era consueto, verso le 6, e si è recato in un cantiere edile della ditta Bourdignon a Montebelluna. Mattia lavorava per la ditta Altedil, quindi era in subappalto della ditta Bourdignon. Un carico di 15 quintali di impalcature si è sganciato da una gru più vecchia di lui, del 1991, mai manutentata, e lo ha colpito alle spalle, uccidendolo sul colpo. Vi assicuro, da quel momento la mia vita, la vita della nostra famiglia è cambiata. Ed è cambiata per sempre. Abbiamo affrontato un processo penale iniziato nel 2023, un lungo processo penale, 23 udienze. Pubblico Ministero a luglio nella sua requisitoria aveva dato la condanna per un totale di 15 anni a tutti e 6 gli imputati. 18 marzo 2026 la sentenza. Il giudice condanna a 1 anno e 6 mesi i 2 ingegneri preposti per la sicurezza e il gruista, assolve perché il fatto non sussiste i 3 titolari delle aziende. Un processo che, vi dico, ha lasciato tanta amarezza in noi. Adesso noi attendiamo le motivazioni. Il giudice il 18 marzo si era riservato 90 giorni, quindi dovevano uscire il 16 giugno. 16 giugno ha chiesto altri 90 giorni. Aspetteremo metà settembre e poi andremo in appello perché vogliamo giustizia e lo sto chiedendo da 6 anni ormai. Vogliamo verità e giustizia per Mattia. È un percorso difficile quello che stiamo portando avanti, che non riguarda solo le responsabilità penali, ma noi come famiglia abbiamo bisogno di capire anche perché Mattia non è più qui tra noi. Che cosa è successo? Chi ha avuto colpa? Non ci fermeremo, dicevo. La morte di Mattia non deve essere ricordata solo come una tragedia familiare. Sul lavoro, è stato detto prima, non si deve morire, non si può parlare di fatalità. Tanti mi parlano le morti sul lavoro come morti bianche. Sì, è vero, sono morti innocenti perché non hanno nessuna colpa, però vi assicuro che per le famiglie che restano non sono morti bianche, è solo il buio della disperazione. Io dentro di me ho tanta rabbia e penso che questa rabbia sia quella che mi fa stare in piedi e mi fa combattere, perché torno a ripetere, voglio giustizia per Mattia, non voglio che il suo nome diventi un numero e che venga aggiunto all'elenco dei morti sul lavoro che ogni giorno
si aggiorna e aumenta di più di qualche numero, ecco. Abbiamo fondato anche un'associazione per Mattia per tenere alta la memoria, non solo sua, perché è vero, tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo prima di tutto per Mattia, ma lo stiamo facendo per tutti quei Mattia che sono usciti di casa e non vi sono più tornati. Con la nostra associazione noi abbiamo portato avanti l'installazione di panchine bianche, c'è una mostra fotografica, abbiamo tenuto parecchi incontri sul tema della sicurezza, quindi speriamo, il nostro obiettivo è anche di salvare una sola vita e soprattutto che la morte di Mattia non sia stata vana. Chiedo l'aiuto delle autorità, delle persone presenti perché veramente facciano qualcosa. Nel 2026, come ricordava prima il consigliere Cunegato, non è possibile che ogni giorno 4-5 persone muoiono sul posto di lavoro. È ora di dire basta, è ora di finirla con le promesse non mantenute, è ora di fare qualcosa. Grazie. Beh, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Io ringrazio AWS, Carlo e Elena, insomma, per questo invito, per averci dato questo spazio anche come organizzazione sindacale. È sempre un argomento particolarmente complicato, perché poi dietro ai numeri ci sono le storie delle persone. Ne abbiamo appena sentita una, noi purtroppo nel nostro territorio, io parlo per la provincia di Treviso, però poi darò anche qualche dato magari sulla regione del Veneto, sentiamo le storie di queste famiglie che si trovano dall'oggi al domani in forte difficoltà, proprio perché nessuno ci si aspetta, nessuno di noi è preparato alla mattina di andare a lavorare e di non ritornare più a casa la sera. Oggi il problema dal nostro osservatorio, noi monitoriamo costantemente i dati, è che continuano ad esserci, nonostante magari ci sono dei segnali di attenzione rispetto al passato, però continuano ad esserci dati troppo elevati, sia da un punto di vista di morti. Per la regione del Veneto solo nei primi 5 mesi parliamo di 44 vittime, tra cui 5 nella provincia di Treviso, sia da un punto di vista di denuncia, perché quando si parla di morti sul lavoro bisogna anche cercare di ampliare un po' il raggio e ragionare anche su quelle che sono le denunce sul lavoro, perché poi ci sono, per fortuna, tutta una serie di lavoratori e lavoratrici che segnalano delle mancanze di sicurezza nei luoghi di lavoro e evitano, tramite la loro denuncia si evita che scappi il morto, che scappi l'infortunio grave. Quindi in realtà è la sicurezza, per quanto riguarda un'organizzazione sindacale, per quanto riguarda la CGIL, è da attenzionare su tutti gli aspetti, sia dal punto di vista dell'aspetto più drammatico, che è quello della morte, ma soprattutto anche su quella che è la modalità anche degli infortuni, perché succedono menomazioni anche importanti su alcuni soggetti, perché magari la macchina non è attenzionata, perché non ci sono norme di sicurezza all'interno del luogo di lavoro. È ovvio che noi oggi i dati ci dicono che nel manufatturiero e nell'edilizia ci sono i dati più importanti rispetto a denunce, rispetto a infortuni gravi, però è vero che nel nostro settore noi non possiamo lasciare esclusi nessuno e bisogna attenzionarsi su tutti quelli che sono i settori nei quali ci sono lavoratori e lavoratrici che rischiano di farsi male. Partono la mattina per andare a lavorare e rischiano di non tornare la sera, oppure rischiano di tornare con un infortunio anche grave. L'attenzione per quanto riguarda la CGIL è focalizzata soprattutto nella formazione, nel senso noi formiamo quotidianamente i nostri RLS all'interno dei luoghi di lavoro,
che è un ruolo riconosciuto anche a livello legislativo, ma che deve essere quel ruolo, quella persona che attenziona poi anche i propri colleghi, le proprie colleghe per essere presenti, per essere efficaci, per non aver paura di fare le denunce, perché siamo in una condizione che per non perdere il lavoro si mette a rischio la propria vita, e questo è gravissimo, perché non può succedere in uno Stato democratico, in uno Stato come l'Italia, come nel paese nostro come l'Italia. Non si può avere paura di denunciare perché si rischia di perdere il lavoro. Noi crediamo che il rispetto, la centralità, l'importanza della persona sia sopra ogni livello la cosa fondamentale, che in un paese come il nostro deve essere tutelata e deve essere rispettata. Quindi le nostre battaglie, noi insegniamo ai nostri RLS di denunciare, di segnalare alle aziende, di mettersi in prima linea, di spingere i colleghi ad essere attenti, di proteggersi l'uno con l'altro, perché se si è in tanti si è più forti anche nel proteggersi nei confronti di un'azienda che magari per questioni economiche sottovaluta alcune situazioni. Però oggi questo è il ruolo che dobbiamo portare avanti, e la richiesta che faccio da questo palco, insomma, a tutti voi, alle forze politiche, è di spingere perché ci sia la protezione della persona in primis, perché noi non possiamo continuare 44 morti dopo solo i 5 mesi nella regione del Veneto. Vuol dire che abbiamo quasi una media di 7-8 morti al mese, e dopo quei 7-8 morti ci sono le famiglie attorno a quei morti, perché lo diceva benissimo prima Monica, lei lo sa che su tutte le occasioni in cui discutiamo di questa cosa c'è sempre la famiglia dietro. Queste persone non sono sole, anche se sono di un altro paese o anche se sono del nostro territorio. Sono persone che sono arrivate qui, che vogliono lavorare e che hanno una famiglia a casa che li aspetta. Io credo che la priorità, l'attenzione principale in Italia e soprattutto anche nella regione del Veneto che noi rappresentiamo, ciascuno per il suo ruolo, deve essere quello di mettere al centro il rispetto e la dignità della persona. E questa è una battaglia per la quale dobbiamo essere tutti uniti assieme, forze politiche di destra e forze politiche di sinistra. Grazie. Anch'io ringrazio Carlo e il suo gruppo per aver dedicato attenzione a questa realtà e anche per averci dato la parola. Sono un ormai vecchio sindacalista della CGIL, vi parlerò di appalti, una proposta di legge, ma dopo aver ascoltato Monica voglio anche dire che quando lavoravo in fabbrica e avevo 25 anni, ero operaio metalmeccanico, un ragazzo di 22 anni, facendo al pomeriggio il lavoro che io avevo fatto al mattino, è morto sul lavoro sotto un cilindro di 5 quintali. Ricordo lui e ricordo i suoi genitori. Quindi è un dolore che si ripete, passano gli anni, ma il dolore è lo stesso quando accadono queste cose che non dovrebbero proprio accadere e che purtroppo continuano ad accadere. E non è un caso se poi sono diventato sindacalista dopo anche quello che ho visto e che è capitato in fabbrica e poteva capitare a me, perché lui nel pomeriggio aveva continuato il lavoro che io avevo fatto al mattino. Ero iscritto all'università ed ero un lavoratore studente. Veniamo alle due proposte di iniziativa di legge che la CGIL ha lanciato e sulle quali è impegnata in questi mesi. Una è sulla sanità, non ne parleremo oggi, perché vogliamo che ci sia, per garantire il diritto alla salute, un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale che vi è impiegato. Ricordo che per poter
fare in modo che queste proposte di legge arrivino in una delle due Camere del Parlamento. Sono necessarie 50.000 firme e ricordo che per poter sottoscrivere una o le due proposte di legge e quindi farle arrivare in Parlamento, dove sarà compito dei partiti politici discuterle ed eventualmente approvarle come noi auspichiamo, c'è la possibilità fino a novembre, abbiamo 6 mesi, abbiamo iniziato a metà maggio, si può firmare nei comuni, negli uffici elettorali, oppure nei banchetti che noi organizziamo in tutti i territori, in tutto il territorio veneto e in Italia, oppure direttamente online, accedendo alla piattaforma ufficiale del portale del Ministero della Giustizia tramite SPID oppure carta d'identità elettronica. Approfondisco adesso invece la proposta di legge che si collega anche al tema di oggi, che riguarda il sistema degli appalti, una proposta di legge che si prefigge di dare maggiori tutele economiche e normative a queste persone che vi lavorano e per garantire loro più salute e sicurezza nel lavoro. Quello degli appalti e dei subappalti è un pezzo del mondo del lavoro, ma vi chiedo attenzione su questo, che è molto cresciuto negli ultimi 20 anni. Avevamo 1,1 milioni di lavoratrici e lavoratori impegnati, occupati nel sistema degli appalti nel 2002. Nel 2025, dati Istat, abbiamo 3,1 milioni di persone, quindi è triplicato il settore. E attenzione, perché questo dato che ha già citato Carlo, però lo approfondisco un attimo perché dice molto sulla nostra realtà. 3,1 milioni sui circa 18 milioni di lavoratori e lavoratrici dipendenti in Italia, sui circa 24 milioni di persone che lavorano, le persone subalterne, con un contratto di lavoro subalterno, quindi dipendente, sono 18 milioni, 3,1 milioni significa poco meno del 20%. Eppure, in questo 20% di mondo di lavoro dipendente accadono, sono dati dell'Osservatorio Nazionale sui Morti di Lavoro di Bologna elaborati dalla CGIL, accade il 67% degli infortuni gravi e mortali che avviene nel nostro paese. Questo è il dato. E se andiamo ad approfondire ulteriormente, il 59% riguarda lavoratrici e lavoratori di aziende in subappalto. Questo è il dato. Gli appalti non sono una realtà che riguarda tutto il mondo del lavoro, il 20%, ma lì dentro il 60% accadono il 60% degli infortuni gravi e mortali del nostro paese e riguarda lavoratrici e lavoratori per il 60% addirittura di aziende in subappalto. Ricordo anche che una recentissima risoluzione dell'Europarlamento, 21 maggio scorso, nell'ambito di una raccomandazione circa la necessità di ridurre i decessi nel mondo del lavoro, perché il tema è europeo, non è solo italiano, stiamo parlando di dinamiche che vanno oltre il nostro paese. Si dice in questa raccomandazione, si esprime preoccupazione per il fatto che i lavoratori nelle catene di subappalto, ecco il collegamento, siano esposti a rischi sproporzionati per la salute e la sicurezza sul lavoro, tra cui il rischio di infortuni mortali, a causa della frammentazione delle catene di responsabilità, di un coordinamento insufficiente e di una responsabilità diluita dei datori di lavoro. Cioè in nuce c'è la spiegazione del motivo principale per cui nel sistema degli appalti accadono così tanti infortuni, perché c'è una diluita
responsabilità dei datori di lavoro, c'è un insufficiente coordinamento tra committente e azienda in appalto e c'è una frammentazione delle catene di responsabilità. Voglio anche sottolineare che dati del 2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si dice in una relazione dell'INL che fra i reati di maggior rilievo si segnalano quelli riferiti alla fattispecie di interposizione fittizia di manodopera, 14.570 violazioni, più 8,3 rispetto al 2024. Cioè all'interno di questo mondo non solo si verificano più frequentemente infortuni gravi e mortali, ma anche si registrano tante violazioni per fittizia interposizione di manodopera, che in altre parole significa che queste persone, lavoratrici e lavoratori, avrebbero dovuto lavorare direttamente alle dipendenze del committente. Perché? Perché svolgono medesimi compiti delle lavoratrici e dei lavoratori committenti, quindi si tratta di una interposizione di manodopera, cioè un appalto illecito. Per affrontare questa situazione da tempo la CGIL si è mossa su più piani, soprattutto su quello contrattuale che ci compete, norme nei contratti nazionali, protocolli in occasione di grandi opere, protocolli coi comuni o le regioni, le province per gli appalti pubblici, cioè tentativi per via contrattuale di entrare in questa realtà e garantire tutele per le persone. Però dobbiamo essere sinceri, dopo stragi che purtroppo colpiscono l'opinione pubblica, ma ogni singola persona dovrebbe colpire l'opinione pubblica, colpiscono di più le stragi plurime, quelle che noi definiamo gli infortuni mortali plurimi, cioè quelle che definiamo stragi nel mondo del lavoro. Per citarne una su tutte, quella alla Esselunga di Firenze, in quel cantiere dove c'erano decine e decine di aziende diverse con contratti nazionali diversi applicati. Ecco, la CGIL ha deciso una mobilitazione più generale. Ecco il referendum, uno dei 4 referendum sui quali abbiamo votato l'anno scorso e purtroppo non abbiamo raggiunto il quorum necessario, però ricordo che 13 milioni di votanti hanno votato sì alla nostra proposta, pari all'87% dei votanti di quel 30% dell'elettorato che si è recato alle urne. Quindi il referendum non ha modificato nulla della legislazione, però se andassimo a guardare la volontà di chi ha partecipato, ci accorgeremmo che l'87% era favorevole a dare responsabilità in solido al committente nei casi di infortuni gravi e mortali e per i risarcimenti alle vittime di quei infortuni, per le responsabilità e di risarcimenti. E voglio anche ricordare che alcune fasce di età, come i giovani under 35, sono andati a votare superando il quorum del 50% e stando alle inchieste che sono state fatte, votando assolutamente per il sì. Adesso, e sono solo i titoli perché penso di aver occupato tutto il mio tempo, vi spiego i 7 cardini, i 7 obiettivi, i 7 punti che compongono la proposta di legge di iniziativa popolare della CGIL, cioè quella che dovrebbe essere una vera e propria legge sul sistema degli appalti, per affrontare diverse contraddizioni, diverse criticità che esistono nel mondo degli appalti. Il primo è e lo dico con degli slogan chiari. Il primo è questo: chi lavora in appalto deve avere lo stesso salario e gli stessi diritti dei dipendenti del committente, perché solo così supereremo il problema degli illeciti appalti. Cioè, se anche io lavoro per un'azienda in appalto che ha vinto un appalto di un committente che ha fatto una gara, ha scelto quell'azienda,
Se svolgo un lavoro che è analogo a quello di altre dipendenti o dipendenti dell'azienda committente, al di là del contratto che mi viene applicato, io devo avere lo stesso trattamento economico e normativo, perché solo così si scoraggiano le interposizioni di manodopera, gli appalti illeciti, e probabilmente avremo anche una maggior, ritorneremo ad avere anche un numero inferiore di lavoratrici e lavoratori nel sistema degli appalti. Abbiamo detto che sono passati da 1 a 3 milioni in 20 anni. Secondo, dobbiamo dare maggiori tutele ai lavoratori e alle lavoratrici autonomi e autonome. Basta sfruttare le partite IVA. Non è uno scandalo sentire la CGIL occuparsi di lavoratori e lavoratrici autonomi e autonome e partite IVA. Da tempo, dal 2016, dalla nostra proposta sulla Carta dei diritti, cioè quella legge 300 del 70 che è un po' il baluardo, l'architrave dei diritti delle persone nel nostro paese che abbiamo voluto e che è stata fatta dal governo di allora, sicuramente se la facessimo oggi dovrebbe tener conto anche di alcuni milioni di persone che lavorano con partite IVA, spesso però imposte, spesso in monocommittenza, quindi è un lavoro autonomo povero che secondo noi merita delle tutele. E siccome è presente nel sistema degli appalti, anche in questo caso, per noi, chi in partita IVA sta nel sistema degli appalti dovrebbe avere, come ad esempio compenso minimo, lo stesso delle persone che sono impiegate presso dal committente stesso come dipendenti che svolgono quei compiti, quei ruoli, quelle mansioni. Terzo, più responsabilità dei committenti privati su salute e sicurezza. La proposta è di portare il principio nel settore privato, il principio che vige per il settore pubblico, e cioè sia il committente a rispondere in termini di quantità di manodopera impiegata e tempi di realizzazione, perché spesso accadono gli infortuni, perché abbiamo meno persone impegnate e con tempi più stretti di imposti, e quindi in questa situazione meno persone, tempi più stretti, accadono inevitabilmente più infortuni. Se invece avessimo una responsabilità del committente privato rispetto alla quantità di manodopera e ai tempi di realizzazione, probabilmente avremo meno infortuni sul lavoro conseguenti a questa situazione. Il quarto aspetto, più responsabilità dei committenti privati e pubblici su salari e diritti. Si propone, per poter realizzare questo principio, che in caso di appalto illecito, quindi deve essere dimostrato che è un appalto illecito, oppure di applicazione di un contratto nazionale non attinente, perché capita anche questo, persone alle quali viene applicato un contratto nazionale che non c'entra nulla col compito che hanno, oppure in caso di sottoinquadramento, svolgo lo stesso compito di un lavoratore dipendente dell'azienda committente, però sono sottoinquadrato e quindi ho uno stipendio più basso, ok? In questi casi, in cui ci sono quindi degli illeciti, noi chiediamo che il committente debba rispondere in solido su salario e diritti, perché questo lo responsabilizza nel momento in cui fa un appalto, sceglie la via dell'appalto o sceglie l'azienda magari che gli costa meno invece di un'altra che ha un altro contratto nazionale applicato e che garantisce alle persone in termini di inquadramento altri livelli. Quinto, appalto illecito, assunzione diretta dei lavoratori. Già oggi la legislazione lo prevede, però per avere la possibilità di fronte a un appalto dichiarato illecito dal tribunale, la persona deve affrontare molte lungaggini e complicazioni per ottenere un posto di lavoro presso il committente. Noi chiediamo che ci sia un automatismo, e cioè se c'è un appalto che viene dichiarato illegittimo, in automatico il committente, che è quello che ha fatto quell'appalto, debba assumere la persona e garantire un posto di lavoro a tempo indeterminato nella propria azienda.
Il sesto punto, limiti alla catena degli appalti. Un po' se ne è parlato negli interventi precedenti, e cioè perlomeno in quei territori o in quei settori dove sappiamo sono più facili le infiltrazioni malavitose o addirittura del sistema di mafia, ci sia una norma che vieta il subappalto, perché probabilmente è nella catena dei subappalti dove si acuiscono e aumentano le problematiche che prima ho citato: il sottoinquadramento delle persone, contratti nazionali più scadenti, tempi di lavoro più stretti, meno persone impegnate, tutte cose che favoriscono gli infortuni di cui abbiamo parlato, che è il tema di oggi. Settimo e ultimo punto, diritti di informazione e consultazione dei lavoratori. Chiediamo che alle rappresentanze sindacali, aziendali o territoriali, che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori dell'azienda committente, l'azienda committente sia obbligata a dare informazioni chiare sulle attività che vuole appaltare, sul tipo di aziende che andrà a scegliere, quindi sulla gara che andrà a impostare o che andrà a scegliere, e sui contratti nazionali che verranno poi applicati a queste persone. Perché solo facendo così superiamo la frammentazione del mondo del lavoro, mettiamo assieme lavoratrici e lavoratori dell'azienda committente, lavoratrici e lavoratori dell'azienda appaltante, nel tentativo di garantire più giustizia, più garanzie di salute e sicurezza agli uni e anche agli altri. Mentre la destra veneta sta discutendo di come spartirsi le nomine nelle partecipate, noi abbiamo deciso di stare qua a discutere invece delle morti del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Vorrei aggiungere un dato, perché abbiamo detto che l'anno scorso ci sono stati 1039 morti in Italia, abbiamo dimenticato di dire che ci sono stati quasi 600.000 infortuni. Cioè sono numeri che ci parlano quasi di una guerra. E allora mi è piaciuto sentire le vostre parole, davvero l'idea della centralità della persona umana con i suoi diritti. Ci stringiamo ancora a Monica e Giuseppe per ricordare Mattia, e io credo che ricordare Mattia significa riconoscere in tutti noi, in tutta la nostra comunità, la responsabilità di quello che è successo perché non succeda più. Voglio ricordare anche qualche altro morto, no? Poche settimane fa è morto un egiziano di 50 anni a Martellago, caduto da un tetto dove stava mettendo delle guaine, stavano costruendo un supermercato ed era in appalto. Vorrei ricordare anche quell'uomo, quel lavoratore indiano di 56 anni che a Schiavon è stato abbandonato come se fosse un rifiuto, uno scarto, no? Ferito dopo aver lavorato nei campi. Ecco, rimettiamo in centro la persona umana, i diritti delle persone e dei lavoratori, che non devono essere sacrificati sull'altare di una logica del profitto fine a se stessa. Per farlo, insomma, siamo al vostro fianco, vi abbracciamo, ma per farlo concretamente siamo qua anche per sostenere e diffondere, sia nella raccolta firma che poi nel dibattito che ci sarà in Parlamento, la proposta di legge della CGIL.